Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Sul palco di Piazza San Marco a Venezia questo pomeriggio ha preso vita la scenografica rievocazione del taglio della testa del toro, una performance a cura dell'associazione Compagnia l'Arte dei Mascareri in collaborazione con la compagnia teatrale Pantachin e una delegazione proveniente dalla città di Aquileia, che in questo giovedì grasso ha saputo lasciare il pubblico del Carnevale di Venezia a bocca aperta. Una vicenda radicata nel lontano 1162, quando il doge vinse sul patriarca Ulrico di Aquileia, che aveva tentato di conquistare Grado, città della Serenissima, da cui poi è scaturito un modo di dire veneziano diventato universale, ossia taggiare la testa al toro. Parliamo ora di sanità. Un grande LED-wall in grado di presentare ai visitatori dell'ospedale dell'Angelo di Mestre messaggi commerciali ma anche di salute e del vivere sano importantissimi per la popolazione. È stato presentato oggi all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Il LED wall dell'Angelo è tra i primi di queste dimensioni a essere installato in una struttura sanitaria. In questi giorni il LED wall propone un video sulla prevenzione dei tumori realizzato dalla Regione Veneto e da Vivo Bene Veneto. Da qui in poi però ospiterà anche dalle informazioni tecniche sui servizi dell'ospedale alle proposte di screening, dai temi delle vaccinazioni a quelli sugli stili corretti di alimentazione, dalle regole per un corretto rapporto con l'ambiente agli appuntamenti di salute pubblica. E torniamo a parlare del carnevale. Colorati, addobbati a festa, ognuno con il suo tema, provocatori e capaci di scatenare l'allegria del carnevale. A Pellestrina è stato un giovedì grasso all'insegna del divertimento, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Ad accompagnare questo giovedì grasso di carnevale le note della banda di Pellestrina. Il pomeriggio di animazione, spettacoli e musica si è poi chiuso in dolcezza, è proprio il caso di dirlo, con frittelle e galani offerti a tutti i partecipanti. Le prossime sfilate dei carri sono programmate per domenica 11 a Campalto, lunedì 12 a Mestre e martedì 13 a Telarino. Sono invece state annullate a causa delle previsioni meteo avverse quella in programma per domani al Lido di Venezia e quella di sabato a Marghera. Parliamo ora di sport con la vela. Il 2024 si preannuncia come un altro anno ricco di regate e appuntamenti prestigiosi per la Compagnia della Vela di Venezia. In calendario da febbraio fino a ottobre. Ad aprire la stagione sportiva delle regate d'altura la seconda edizione della Venice Invitational Carnival Race, che si terrà da domani 9 all'11 febbraio in occasione appunto del Carnevale di Venezia. Si tratta di un evento a squadra a invito rivolto a circoli italiani ed esteri che gareggeranno su 8 imbarcazioni SB20 fornite dal Circolo nel bacino acqueo antistante le isole di Sant'Elena e San Servolo. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.